Signore e signori, ecco a voi TB70, l'elicottero radiocomandato di Luca Pescante, ingegnere cittadellese doc, da sempre appassionato di aeromodellismo. Luca Pescante è fresco di vittorie ai campionati mondiali di acrobazie artistiche con elicotteri che quest'anno si sono tenuti in Romania. Solo una piccola prova quella realizzata per noi, ma Luca e TB70 si capiscono davvero al volo e pochi movimenti del joystick bastano a farlo danzare. Fabbricato a Taiwan, TB70 è un elicottero di tutto rispetto. Il diametro delle pale è circa di 1,5 m e hanno una grande potenza, dunque possono fare delle acrobazie davvero rapide, sono molto agili. La potenza del motore elettrico solitamente è di 10 kW, che sono 13 cavalli paragonati ai motori termici, insomma. E dunque si sfrutta questa estrema agilità per fare delle acrobazie anche in una parte di gara a suon di musica. Da 13 anni Luca Pescante partecipa alle gare internazionali, in Romania il primo posto a lungo inseguito davanti a Gran Bretagna e Austria. È partito con l'aeromodellismo all'età di 7 anni, a 13 il colpo di fulmine con gli elicotteri, una sfida. Nato un po' per sfida, insomma, con gli aeromodelli ormai ne avevo fatti un po' di tutti i colori, ho detto proviamo a passare agli elicotteri e poi provando ho capito che mi appassionava molto di più questo tipo di modello. Tutti i fine settimana Luca Pescante si dedica alla sua grande passione e dopo un breve e meritato riposo tornerà a prepararsi al prossimo impegno internazionale, gli europei del 2026. Nel frattempo, se qualcuno volesse cimentarsi con elicotteri come TB70, ecco qualche suggerimento da campione. Il modo migliore è andare in un campo volo, ovvero ci sono queste associazioni di aeromodellisti che si trovano in questi campi per volare con gli aeromodelli, ma anche solo chiacchierare, insomma. Sì. Io in particolare sono iscritto al campo volo Ali Venete, che si trova a Galliera Veneta e si trova anche su Google Maps, insomma, su Facebook, ovunque. Se qualcuno volesse iniziare può semplicemente venire lì un weekend, il sabato c'è sempre qualcuno, qualche appassionato e